Eccoci di nuovo qui. A questo punto continueremo il nostro percorso. Proveremo a giocare alcune partite con il nostro account nuovo che abbiamo creato. Proveremo a crescere, giocheremo contro avversari sempre più forti. Vediamo se qualcuno accetta la nostra sfida. Ecco, qualcuno ha accettato la nostra sfida. Ora, per discutere meglio la partita e tutto, ho deciso di giocare partite con incremento. Abbiamo il bianco, espandiamoci. Il nostro avversario è russo, ok? E 4 e 6 ci ha giocato la difesa francese. Facciamo di 4, di 5 alfiere di 3. Ora siamo pronti a ricatturare in E4, qualora ci catturi. È una variante poco conosciuta. Ecco, diciamo che il nostro avversario ha giocato in modo un po' strano, direi, perché il pedone si cerca di muoverlo in C5 in questa variante. I pedoni in E6 e in C6 di solito non sono granché, però suppongo che avrà le sue idee. A questo punto un rapido sviluppo. È vero che abbiamo mosso 2 volte l'alfiere, però lui ha l'alfiere chiuso, questo pedone toglie la casa al suo cavallo. Ok, a questo punto continuiamo il nostro sviluppo, ora ci siamo già arroccati, molto bene. A questo punto piacerebbe che una torre sulla colonna aperta, ma non farà mai male. Ok, a questo punto, ma io sarei tentato di prendere spazio, che non deve essere una cattiva idea. Potremmo giocare C4, potremmo giocare cavallo E5, sono varie idee interessanti. Cavallo C3, un'altra mossa da non sottovalutare. Mi piace abbastanza Fiere G5. Fiere G5 è davvero interessante perché continuiamo con lo sviluppo, cerchiamo di giocare in modo semplice, tirar fuori i nostri pezzi. Ok, il nostro avversario ha giocato cavallo di 7, a questo punto possiamo continuare con lo sviluppo, potremmo giocare C3, potremmo continuare cavallo di 2, continuiamo con mosse modeste, ma pian piano tiriamo fuori tutti i pezzi, completiamo lo sviluppo. Ok, H6, l'alfiere va in H4, dove continua a rimanere su G5. Il nostro avversario sta giocando in modo estremamente aggressivo. Sono un po' sorpreso perché ha ancora il re al centro. Secondo me, posizionalmente, non è così giustificato questo gioco, però vediamo cosa fa. E di solito è molto pericoloso attaccare così con il re ancora al centro. Ora possiamo andare in H4, secondo me la casella più forte è 5. Ora il nostro cavallo in E5 è estremamente forte, ok, ha giocato H5, adesso qua Stavero ha trascurato lo sviluppo in un modo molto importante. Abbiamo tante idee, sto pensando, una cosa che mi piacerebbe fare è fare un sacrificio in F7, però non sono ancora sicuro che sia il momento adeguato per una scelta di questo tipo. Potrei, molte idee interessanti, ecco, perché non giocare Fiere H4 che blocca la sua espansione, i suoi pedoni sono strani, poi vorrei giocare eventualmente donne 2, con calma preparare eventuali sacrifici, i pedoni neri non possono avanzare più di così. Il re non so bene dove andrà, perché se arrocca lungo potrebbe avere problemi su F7. Ok, cavallo di 5. Continua a giocare in modo molto interessante. Il cavallo potrebbe cercare di andare nella casella F4 adesso. Ora catturare in E7 non sembra male, potrebbe essere una buona idea. Mm, Potrebbe essere interessante. Un'altra idea molto molto interessante che vedo, che è un sacrificio, potrebbe essere mettere il cavallo in E4, che è anche il suo perché. Per esempio, se metto il cavallo in E4, potrei minacciare di andare in D6, penso che sia una scelta molto interessante. Anche il cavallo C4. A volte sacrificare materiale può portare complicazioni estremamente interessanti. Su re potrebbe avere problemi. Un'altra scelta potrebbe essere semplicemente cambiare tutto, liquidare tutto e vedere cosa gioca. Si può sempre anche pensare a catturare F7, che è un'idea non da poco. Ma non sono sicuro, alfiere G6, un'altra idea. Non sono esattamente sicuro di questa mossa.
Giochiamo cavallo e4 perché per dare un po' di emozione a questa partita. Lasciamo l'alfiere in presa. Perché stiamo lasciando l'alfiere in presa? Perché il cavallo magari in alcuni varianti vuole andare in D7, dare questo, in D6, dare questo doppio. Effettivamente sto minacciando cavallo D6. Estremamente interessante questa partita. Cavallo per E5, molto bene. A questo punto catturiamo e di nuovo abbiamo, se cattura in H4 daremo scacco in D6 con attacco doppio al suo re e al suo alfiere. E anche se gli esiti sono tutt'altro che chiari, sembra molto promettente, ok? Scacco, cavallo D6, attacco doppio. Diciamo che il materiale lo riprenderemo, quindi in realtà uno pseudo sacrificio, non è un sacrificio vero e proprio. Ok, ora riprendiamo il materiale, il cavallo poi potrà tornare in D6, questa è una casella che è molto forte, sembra una posizione molto interessante, no? Il suo re in E7 secondo me è sempre un problema, non capisco bene perché ha messo qua il suo re. Questa posizione è abbastanza difficile per lui perché tutti... Sì, il cavallo è l'unico pezzo buono. Probabilmente il cavallo è un buon pezzo, però questo alfiere, il re, la donna... il nero soffre molti problemi di scordinazione a questo punto. Potremmo tornare in D6, un giorno potremmo scacciare il cavallo con C4. Ha giocato alfiere G5, questa è una svista perché ha lasciato la donna. A questo punto prendiamo la donna e probabilmente ha commesso un errore. A questo punto, principio di semplificazione, come abbiamo visto, cambiare i pezzi. Potrebbero esserci altre forme di convertire il vantaggio, però cambiare i pezzi è una cosa che in generale va bene. Ora potrei cambiare, però ho visto un'idea più forte. Ora che ha giocato re e7, ho un attacco a raggi X, nella casa in D6, se la donna andasse qui sarebbe finita, quindi gioco C4. A questo punto è il cavallo in presa, però se sposto il cavallo, l'entrata in D6 probabilmente della donna e dopo re 8 alfiere per C6 porterebbe al matto. Quindi mi sembra davvero difficile giocare con il nero. Potrebbe andare in B4 con il cavallo. Se il cavallo è in B4, ok, ci sono molte frecce. Cioè, se gioca cavallo B4 dovrei dare scacco in D6. Ok, a questo punto matto in 2. Chi riesce a vedere il matto in 2? Molto debole il suo re. Ok, il suo re. Ok, già controllo queste caselle. Pedoni... controllo anche la casa F6. Pedoni occupano queste caselle, quindi devo controllare casa E7, F8, la casa in E8 e ora in due mosse sottrarrò al re nero tutte queste caselle. Quindi donna di 6. Donna di 6 sottrae la casella E7, la casa in F8. A questo punto il mio pedone già controlla la casa in E6, i suoi stessi pedoni della casa in F6, i suoi stessi pedoni... Ok, a questo punto cosa devo fare? Il re già non ha mosse, nessuna di queste mosse è possibile, perché la donna controlla queste caselle, il suo pedone mi blocca i movimenti, devo solo controllare la casella in E8 e la controllo con l'alfiere. Scacco matto. Questa partita è andata bene, stiamo crescendo, ancora una volta, proviamo a cercare un nuovo avversario per fare un'altra partita. Adesso abbiamo il nero, giochiamo contro un francese, ho giocato D4. Ok, contro D4 che difesa giochiamo? Giochiamo E6. 6 è una mossa molto interessante. Gli do la possibilità di giocare E4 trasponendo in una francese, cosa che per un giocatore di D4 non è. Ok, ha giocato alfiere F4, a questo punto giochiamo un'idea interessante, giochiamo C5. L'idea di C5 è eventualmente cambiare un pedone laterale per un pedone centrale, che non è mai una cosa cattiva. Ok, E3, a questo punto cavallo F6, questa mossa non può essere cattiva. Ok, cavallo F3, a questo punto possiamo prendere il centro tranquillamente, pedone D5. Ora questo alfiere è un alfiere cattivo ma attivo, cioè un alfiere cattivo sviluppato per definizione. L'alfiere cattivo è un alfiere in cui i pedoni fissati della propria catena pedonale centrale sono in caselle del suo stesso colore ma è fuori dalla catena, quindi è piuttosto attivo, quindi penso che cambiarlo non sia male. Quindi giochiamo alfiere D6. Ora andiamo a roccare la prossima, che è alfiere G3. A questo punto rocchiamo, roccare non fa mai male queste posizioni. A questo punto dobbiamo risolvere il problema di questo alfiere. Potremmo giocare, potremmo metterlo in fianchetto, potremmo giocare B6,
giocare poi alfiere B7, eventualmente ho piani di giocare cavallo E4 F5, stile olandese. E questo cavallo bisogna stare attenti, perché se lo metto in D7 perderei il mio alfiere, quindi probabilmente lo metterò in C6. Ok, ora potrei cambiare il suo alfiere anche, però dopo il mio cavallo, dopo alfiere per, cavallo per, il mio cavallo sarebbe mal piazzato in gioco alfiere B7, anche se il mio alfiere è cattivo, contribuisce a controllare questa casella. Devo dire che sono abbastanza soddisfatto di questa posizione, perché se occupo di 4, ok, giustamente, e qua sta giocando bene, ovvero mi impedisce di occupare la casella in E4, quindi bella mossa, devo dire. Complimenti al bianco, a questo punto abbiamo tante possibilità. Probabilmente credo che una delle mie mosse preferite qui potrebbe essere una mossa di sviluppo. Potrei svilupparmi magari con fallo C6, perché no? L'unica cosa che dovrei vedere è se E4 mi dà fastidio, però non credo che sia estremamente fastidiosa. Quindi vediamo cavallo C6, E4, potremmo prendere in D4, potrebbe giocarci E5, un'altra cosa che potrebbe giocare potrebbe essere donna C7 non sarebbe male, però potrei anche giocare C per D, che C per D non è mai una cattiva idea, C per D, perché già deve compiere una scelta, C per D apre la lei donna, su E per D gioco cavallo C6, la sua donna forse non è particolarmente ben piazzata. Allora, vediamo un attimo, cavallo C6, E5, C per D, cavallo C6, E4, ci perdi 4. Non deve essere male questa cosa. Sembra molto complessa. Però è una tentazione giocarla. Sì, è una tentazione perché poi il gioco diventa interessante. Allora, un'altra cosa potrebbe essere anche giocare C4, che penso che non sarebbe male. Ma sì, giochiamo cavallo C6. Giochiamo cavallo C6. Abbiamo pensato tanto, alla fine giochiamo la mossa più naturale. Sempre tante possibilità ugualmente. Molto molto interessante giocare in questo modo. Sì, cavallo C6 non sarà sbagliata. Mi piace. Su E4 forse potrei anche replicare con C4. Ok, alfiere E5. Sono abbastanza sorpreso. Penso che il mio avversario... Ok, la sua idea probabilmente sarà catturare in F6, poi catturare in H7. Io devo capire se è una cosa che mi preoccupa. No? Per ora non mi preoccupa particolarmente. Ok, è vero che posso semplicemente muovere il pedone, se muovo il pedone, no, non vedo nessun problema. H6, non vedo nessun modo per sfondare, per creare problemi. La fiere 5 forse era un po' una mossa da un colpo, è stata una minaccia, che ora bisogna vedere, magari mi sto parlando molto, magari mi gioca C4 e... però non credo che la posizione sia consona perché G4 è una minaccia forte. In ogni caso su G4 già posso fare quello che voglio, posso aprire il gioco, posso cambiare tutto. In generale va bene iniziare a cambiare i pezzi, aprire la posizione per rispondere a un attacco in un'ala. Sì, devo dire che per ora l'esito della posizione mi sta piacendo. Ora non so come cancellare le frecce, forse con un tasto sinistro. Ok, sto pensando in cosa potrà fare. Non so bene che cosa potrebbe fare. Più che altro sarebbe interessante capire dove vorrà arroccare, no? Arroccare corto non è molto pericoloso, però rinuncia molto all'iniziativa. Arroccare lungo vuole attaccare, però probabilmente si espone, no? A un attacco devastante. Quindi non lo so, potrebbe arroccare corto. Giocare una partita più pacifica, però se arrocca corto sembra un po' triste, no? Da parte sua. Magari un giorno, tra l'altro, potrei anche catturare in E5, su di per E5 cavallo di 7. Eventualmente il suo pedonino E5 potrebbe essere debole. Non è male questa cosa, non è male. Sta pensando molto, sì, probabilmente è il momento di pianificare questo. Alfiere per F6 è una decisione strana perché penso che la coppia degli alfieri sia qualcosa di molto importante e in questa posizione darmi la coppia degli alfieri così
non penso che sia il massimo. I miei alfieri sono forti. È vero che per ora questo, soprattutto l'alfiere in V7 sembra cattivo perché ha giocato E4. Ecco, E4, una cosa che non credo che funzioni. Perché ricordatevi, i cavalli sono forti in posizioni chiuse, gli alfieri in posizioni aperte. Come si fa a dare la coppia degli alfieri e ad aprire la posizione nella mossa seguente? Capite che questo deve essere un errore. Cioè, questa mossa non può assolutamente essere buona. Perché ora minaccia la forchetta, però tocca a noi. Non ci faremo dare la forchetta. Ora è tempo di distruggere il suo centro. C per D4. La sua posizione crolla perché ora, tra l'altro, questi pedoni gli alfieri sono molto buoni. Questi pedoni si cambieranno, tutto il centro si apre, il suo re è ancora al centro, ha intrapreso questa operazione con il re ancora al centro. Davvero, mi sembra che la cosa sia estremamente difficile. Ora, ok, cerchiamo di capire cosa farà. Ok, se gioca i5, questa casella diciamo che è saldamente controllata, no? Quindi E5 non è un problema perché catturerò il pedone. Cosa potrà giocare? Se cattura in D5, minimo posso ricatturare, se no forse potrei pensare a catturare in C3, che sarebbe una mossa intermedia interessante. Forse potrei anche giocare cavallo E5, cercando di spalancare la posizione il più possibile. Se gioca C per D4, ho alcune alternative interessanti. Potrei semplicemente prendere, con vantaggio schiacciante. Potrei anche giocare il cavallo B4, stavo dicendo, su C per D, cavallo B4, per prendere l'altro alfiere. Mi ha giocato E5, mi ha un po' sorpreso. Ora proviamo a togliere le frecce, non vorrei, ok. E5, mi ha dato un altro pedone. Ok, sono un po' sorpreso. Questa mossa mi lascia un po' perplesso, un po' scettico. A questo punto dovrei giocare cavallo per E5. Su cavallo per E5 lui catturerà in D4. Quindi è un pedone in più. Cioè io prenderei in E5. Lui prende in I4. Io prendo in I3. Gioca donna per D3. Pedone in più. La posizione si apre. Dovrebbe essere vinta. Però siamo materialisti. E se io prendessi in E5 e mantengo il materiale in più e difendo, mantengo D4 protetto, fiere per E5. Io credo nel materiale, perché no? Il materiale permette... Ok, cavallo per E5, ok, ora possiamo prendere di cavallo, ma perché non dare scacco per evidenziare il problema del suo re al centro? Va bene, a questo punto catturiamo in C3 per spalancare la posizione il più possibile. Ora davvero mi sembra critico ciò che sta succedendo. Ok, ora bisogna sviluppare tutti i pezzi. Quali pezzi non stanno giocando? Le torri. Torre in gioco, torre C8, creando un attacco a raggi X contro la sua donna, che ora ovviamente, beh, ovviamente nulla è ovvio, però non lasciamo la donna in presa perché sarebbe un aiuto notevole. Ok, ora a questo punto potrei raddoppiare le torri, vedete la pressione a raggi X contro C3, posso spostare il cavallo, ora posso mettere il cavallo in E5 o in A5. Mettere i cavalli su un'ala è un tabù, però a volte è buono, potrei anche giocare cavallo A5. Se no, posso anche giocare cavallo B4, cavallo D4, ora che ci penso. Giusto, cavallo B4 forse è la mossa che più mi piace. Guardate questo attacco raggi X contro questa torre, attacco raggi X contro la donna, due attacchi a raggi X, ovvero gli attacchi a raggi X sono due pezzi che si trovano sulla stessa linea. La linea può essere una colonna, una diagonale, il cavallo B4 è devastante, che guardate che potenza. A sto punto il cavallo attacca due pezzi, il pedone in C3 sotto attacco, ho già due pedoni in più. Penso che la posizione, la posizione in bianco sia troppo difficile da gestire. Ci mancano 53 secondi, però stavolta ricordatevi che... No, perché davvero la volta scorsa era stato troppo difficile, non riesco a spiegare la partita e a giocare senza incremento, perché mi sembra che a volte voglio raccontare un po' cosa sto pensando, così passano 20 secondi e senza incremento diventa una velocità di movimento del braccio, no? Non diventa più uno sport mentale e quindi chi è più bravo con il mouse vince. E qua con l'incremento anche con 10 secondi non succede niente, perché se mi danno
5 secondi ogni mossa. Cioè, che adesso l'avversario sta pensando, forse potrebbe anche essere che stia pensando di abbandonare, perché ok, donna B2, che adesso cosa bisogna fare? Ovviamente questo pezzo in presa, tra l'altro quando catturo D3 c'è anche un attacco doppio, quindi il cavallo per D3 davvero gli sta ponendo dei problemi molto seri. Non so che cosa possa giocare, in verità. La donna è attaccata, la torre è attaccata, la posizione è molto critica. Il suo tempo sta scarseggiando, peone in C3 cade, qua abbandonato. Avete capito qual è stato il suo errore? Il suo errore essenzialmente è stato, senza nessun motivo, cedermi la coppia degli alfieri e poi, dopo aver ceduto la coppia degli alfieri, entrare in questa posizione dove ha aperto il centro perdendo dei pedoni. Poi è ovvio che la posizione è più difficile, sempre più difficile, ed è insostenibile a un certo punto. Ora prendo la torre, probabilmente deve catturare, però ora cade C3. La donna è attaccata e permangono attacchi a raggi X. Ora potrei per esempio dare uno scacco per catturare la torre. Sembra una cosa estremamente interessante. Ora abbiamo sempre poco tempo, però come vi dicevo stavolta con l'incremento non avremo problemi di nessun tipo. Ora posso catturare la torre, o meglio ancora, volevo prendere la donna, giocare donna di 4, creo un altro attacco raggi X. Grazie a questo attacco raggi X posso creare anche degli attacchi di scoperta. Attacco di scoperta contro il cavallo, la torre. Avrei potuto catturare la sua torre, lui cattura la mia, sempre posizione vinta, però in questo caso penso che la mia torre sia un pezzo utile per attaccare, no? E posso ottenere molto mantenendola in gioco. Per questo ha giocato torre 1, a questo punto è che non si può difendere tutto, a un certo punto crolla. Potrei prendere in E1, potrei prendere la donna, anche prendere il cavallo. Secondo me la cosa migliore qua è prendere il cavallo, scacco, la torre in presa e potevo prendere la donna, però il punto è che ora il mio attacco continua. Ora prendiamo la torre sempre con scacco, così non ha neanche tempo di respirare, perché a questo punto come continuiamo l'attacco? Dovremmo continuare con torre E5. C'erano altri vari modi, probabilmente, però ora diamo scacco. Ora la cosa è difficile, ora diamo scacco. Non so bene, ora andiamo in F2. Ora il pedone in G2 è critico, ora catturiamo in F3. Ora è difficile, ora minacciamo matto. Che qua non aveva più difesa, ha preso in B6, ma non si poteva difendere. Ora vedete il matto in una, no? Allora, il re non può scappare lungo la colonna G. Quindi torre H5, da scacco matto. E come avete visto, in queste partite abbiamo preso alcuni concetti interessanti. Quest'ultima partita in particolare avete visto che da nero ci hanno giocato di 4, abbiamo giocato un'apertura normale, prima bisogna giocare per pareggiare, tirar fuori tutti i pezzi, poi una volta che ha terminato lo sviluppo ho iniziato a commettere qualche errore posizionale, mettere i pezzi in posizioni strani e lì siamo riusciti a prendere il sopravvento. Quindi ragazzi, oggi siamo riusciti ad aumentare il nostro elo ancora un po', ora abbiamo più di 1500 punti e ovviamente il nostro percorso sarà ancora lungo e spero che vi siano piaciute queste partite e che abbiate appreso insieme a me alcune cose, alcuni concetti tecnici interessanti. Spero che le partite vi siano piaciute e a presto. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!